mette a metà, anzi molto meno della metà, ma è giusto vivrà per fede. E grazie a Dio che ci fa esercitare la fede, Signore. Abbiamo bisogno di esercitare la fede, non dobbiamo mai abituarci. Quello che mi stava succedendo era proprio abituarmi alla mia vita, sapete, io non mi abituato, lavoro sicuro, abitudini. E invece la fede non è fatta di abitudini, la fede è riscoprire sempre la grandezza di Dio. Amen. E io ringrazio il Signore tutto ciò che gli permette, affinché non ci allontaniamo dalla sua grazia, dalla sua vita, ma impariamo a dipendere da Lui. Amen. Alleluia, è solo l'introduzione alla parola di questa mattina, si è messo nel mio cuore. Vogliamo aprire la Bibbia, il libro degli Ebrei, capitolo 11. Per chi legge la Bibbia sa che quando si parla di questo capitolo 11 l'argomento è la fede. Il capitolo che esprime fede, definisce la fede, ci incoraggia. Di questo noi abbiamo bisogno, vero? Essere incoraggiati. Abbiamo fede nel Signore, fiducia che va al di là della fiducia. Siamo certi nel Signore. Amen. Alleluia. Ebrei capitolo 11 dal verso 23 fino al verso 29. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi. Notate la maestria dello scrittore agli Ebrei, che in questi 7 versi descrive una storia. Ebrei 11 dal verso 23 fino al verso 29. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Si ripete sempre questo concetto, per fede. Per fede. Alleluia. Amen. Siamo arrivati fin qui per fede. Siamo qui questa mattina per fede. Abbiamo fede nel Signore. Amen. Ma dicevo prima, con grande maestria lo scrittore agli Ebrei, che non è certo chi è, qualcuno definisce che sia Paolo, l'apostolo Paolo, ma non c'è riferimento alcuno che possa dire con certezza è Paolo che ha scritto questa epistola agli Ebrei. Una cosa so però, l'autore sicuramente so chi è. L'autore è lo Spirito Santo. Cambiano gli scrittori, ma l'autore è unico, vero? È lui che ispira. Alleluia. E dicevo prima, con grande maestria, dal verso 23 al verso 29 racconta 80 anni di storia. 80 anni, dalla nascita di Mosè fino al passaggio del Mar Rosso. In pratica, quando Mosè fu chiamato nel bruno ardente a servire il Signore, aveva 80 anni. E poi da lì, dopo qualche tempo,
il Signore ha permesso che il faraone si stancasse e mandasse via questo popolo. Gloria a Dio. Vedete, sono descritti 80 anni di storia di Israele e tutti questi 80 anni sono caratterizzati dalla fede. Ma prima di questi 80 anni, 400 anni, il popolo di Israele è rimasto schiavo in Egitto. 400 lunghi anni. Dopo la morte di Giuseppe, tra virgolette, colui che ha fatto entrare Israele, vi ricordate? Era arrivato ad essere il secondo dopo il faraone, era lui che governava l'Egitto. Fece entrare Giacobbe, suo padre, tutto il popolo in Egitto, perché li aveva trovati finalmente. Dio aveva stabilito un posto dove poter proteggere il popolo di Israele e poter continuare l'esistenza, perché c'era una carestia, era ormai difficile abitare nel deserto. Avevano trovato casa, tra virgolette, in Egitto. E finché c'era Giuseppe erano tutti protetti, si erano inseriti bene nella società egizia. Però in questi anni il popolo ebreo si è sempre contraddistinto dagli egiziani per una prosperità maggiore, prosperava di più degli egiziani. E dopo la morte di Giuseppe nessuno più li poteva proteggere, finché, vedendo la prosperità degli ebrei, gli egiziani decisero di fare schiavi questa popolazione, questa etnia, finché poi nel corso degli anni si è proprio perso il ricordo anche di Giuseppe e gli ebrei si sono ritrovati ad essere schiavi degli egiziani. Per 400 lunghi anni hanno pregato il Signore. Per 400 lunghi anni desideravano quella libertà che avevano perso, finché un giorno il Signore mandò Mosè. Nacque Mosè. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori. I genitori di Mosè ebbero fede e hanno fatto in modo di proteggere questo fanciullo, perché videro, è scritto che era bello. Ma la bellezza di Mosè stava nel fatto che già da piccolo era stato scelto da Dio affinché potesse essere strumento di Dio per liberare il suo popolo. Quindi vedete, per fede i genitori di Mosè videro qualcosa che in quel momento era impossibile vedere, capire. Ci fu un editto del faraone, tutti i primogeniti degli ebrei dovevano morire. Da qui c'è anche una stretta somiglianza sulla nascita di Gesù. Vi ricordate? Anche al tempo di Gesù il governatore ha dato questo editto, no? Che tutti i primogeniti dovevano essere uccisi, ma Gesù invece non fu ucciso. Gloria al Signore. Quindi vedete, in qualche modo Mosè è figura del liberatore. Per noi il liberatore è non Mosè, ma Cristo Gesù il Signore. Amen. Alleluia. E Mosè per fede, la sua nascita è stata tutta conseguenza della fede, ha iniziato dai suoi genitori. E qui un appello ai genitori: preghiamo per i nostri figli. Amen. Vogliamo farlo con fede. Amen. Per fede. Alleluia. Per fede, voglio dire che i miei figli possono essere strumenti nelle mani di Dio, per fede. Non lo vedo lì, in questo momento direi che è impossibile, ma io per fede affido i miei figli a te. Alleluia. E quindi videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. E la fede sconfigge la paura. E se in questo momento c'è in qualche modo fede, c'è in qualche modo paura nella tua vita per qualcosa, io ti dico da parte del Signore: abbi fede. Non vuole essere una frase fatta, così ce ne usciamo e consoliamo chi ha paura, chi vive un bisogno particolare, ma abbi fede nel Signore. È la chiave. Avere fede nel Signore è la chiave per vincere ogni paura.
La fede vince la paura. I genitori non ebbero paura dell'editto del re. Era un momento difficile, buio, per la vita di Israele, ma fu anche un momento difficile anche per la vita di Mosè. E nei momenti bui, nei momenti di difficoltà, chi può fare la differenza è la fede. E in questi momenti non dobbiamo avere più fede. Senza volere scoraggiare nessuno, dico sempre, questi sono solo principi di dolore. Ma io credo che il mondo non tornerà più come prima. Sarà segnato in qualche modo da questa pandemia, così come saremo segnati ognuno di noi, e anche la Chiesa sarà segnata da questa esperienza. Ma vogliamo uscire fuori da questa esperienza più forti del Signore, più vicini a Cristo, più determinati al servizio. Amen. Amen. Alleluia. Ancora per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone. Il Vecchio Testamento, il libro dell'Esodo, ci rivela che a 40 anni scoprì le sue origini. Mosè, e in qualche modo per fede fu guidato a rifiutare anche la sua famiglia adottiva. Non era il suo posto. Amen. E per fede noi comprendiamo qual è il nostro posto, vero? Il nostro posto è nel popolo di Dio, non fuori, ma nel popolo di Dio. Amen. Alleluia. Per fede qualcosa avvenne in Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Per fede lui ha fatto un confronto. Sì, stando in Egitto non mi manca nulla, godo di tanti privilegi, faccio parte della famiglia reale, anche se non sono nato di sangue nella famiglia del Faraone, eppure la figlia della sorella del Faraone, no, la sorella del Faraone lo amava come un proprio figlio, ma ha rinunciato a tutti questi privilegi perché per fede ha preferito fare parte del popolo di Dio che era maltrattato e schiavo, perché per fede sentiva che quello era il suo posto. Lì era fuori posto, in Egitto, tra gli agi, tra tutte le ricchezze che poteva desiderare, era fuori posto. Il suo posto era nel popolo di Dio, e tutto questo lo vide per fede, stimando gli oltraggi di Cristo. Ma che c'entra Cristo ai tempi di Mosè? Qualcosa che era per fede, lui sentiva per fede, vedeva gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede, la fede ti fa guardare oltre. La fede non ti fa guardare lì vicino a te, perché guardando vicino a noi vediamo solo problemi, difficoltà, impossibilità, ostacoli. La fede ci fa guardare oltre, e io voglio guardare oltre. Amen? Vogliamo guardare oltre, fratelli e sorelle. La Chiesa deve guardare oltre, il popolo di Dio deve guardare oltre. Alleluia. Per fede ancora fece una scelta, abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re e rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Vorrei sentire amen. 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 Mosè non aveva nessuna conoscenza di Cristo, però si è mosso, ogni sua scelta è stata dettata dal fatto che per fede lui vedeva colui che è invisibile.
E io per fede vedo Gesù. Amen. Vittorioso e glorioso. Alleluia. Amen. La Chiesa per fede vede Gesù in tutto il suo splendore e in tutta la sua bellezza e in tutta la sua gloria. Amen. Amen. Alleluia. Per fede. Per fede celebrò la Pasqua. Il Nuovo Testamento ci fa capire che la Pasqua è Cristo. Per lui per fede fece qualcosa che ha a che fare con il sacrificio di Cristo. È legato come significato al sacrificio di Cristo. Paolo dice: Cristo è la nostra Pasqua. Pasqua vuol dire passaggio. Da una parola ebraica, pascal, scritto con la Q, il cui significato è passaggio. Ma cosa doveva passare? Doveva passare l'angelo distruttore, l'angelo della morte. Doveva uccidere tutti i primogeniti d'Egitto, israeliti, non israeliti, tutti i primogeniti, dagli animali agli esseri umani, tutti dovevano morire. Però Dio diede quest'ordine a Mosè: col sangue di un agnello che poi mangerete colora l'architrave della porta di ogni casa. Amen. Quel sangue rappresenta il sangue dell'agnello, che per noi è Cristo Gesù. Ma che ne sapeva Mosè? Però per fede ha celebrato la Pasqua. Gloria al Signore. Alleluia. Ubbidì per fede, non capiva, ma così mi ha detto Dio. Dobbiamo fare così, in questo modo. Dobbiamo radunarci in casa, ognuno a casa propria. Dobbiamo colorare l'architrave di questo sangue, così che l'angelo, quando vedrà il sangue in ogni casa, passerà oltre. Amen. Amen. Passerà oltre. Alleluia. Passaggio. Passerà oltre. La morte passa oltre. Amen. Perché nella vita mia, nella tua vita, c'è il sangue di Gesù. Amen. La morte come salario del peccato, come conseguenza del peccato, non ha più il suo effetto. Alleluia. Passa oltre. Non può farci morire il peccato. Alleluia. Perché siamo stati redenti, riscattati dal prezioso sangue di Cristo Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Ma che ne sapeva Mosè? Non poteva sapere. Eppure per fede ha celebrato la Pasqua. L'agnello si doveva mangiare. Amen. Si doveva mangiare l'agnello in famiglia. Dio vuole che noi mangiamo il suo figlio, che assimiliamo, facciamo nostra, facciamo entrare dentro di noi il suo figliolo Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Ecco perché Gesù dice: chi mangia della mia carne non avrà mai più fame, e chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Dobbiamo assimilare la vita di Cristo, dobbiamo identificarci con Cristo. La parola di Dio, che è Cristo vivente, la parola vivente, deve essere la nostra vita. Amen. Alleluia. Ecco, per fede, vedete come si è mosso Mosè. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. E per fede attraversarono il Mar Rosso. Amen. Gli egiziani ci inseguono. Signore, che dobbiamo fare? Ma non si può andare avanti. C'è il mare qua, come facciamo? O ci ammazzano gli egiziani o moriamo noi a negare. Che facciamo? Ti sei mai trovato in un vicolo cieco? Da non sapere cosa fare? Per fede. Per fede. Mosè fece quello che gli disse il Signore: prendi il tuo bastone
tocca il mare e vedrai che si aprirà. Amen? Per fede attraversarono il Mar Rosso. Alleluia, si aprì il mare. Gli israeliti passarono. Quelli che li inseguivano, gli egiziani, pensavano: vabbè, sta succedendo qualcosa di straordinario, ma se passano loro possiamo passare anche noi, li ammazzeremo tutti. Questi sono i progetti del nemico, ma i piani di Dio non sono questi. I piani di Dio sono di prosperità, sono pensieri buoni per il suo popolo, per i suoi figli. Amen. Alleluia. Il nemico può fare tutti i suoi progetti e qualche volta ci farà del male, ma non potrà mai atterrarci, perché Dio è con noi. Amen. Per fede si aprì il Mar Rosso e mentre passava il popolo di Dio, quando passarono anche gli egiziani, si chiuse per loro. Per il popolo di Dio la strada è aperta, per gli altri la strada si chiude. Amen? E perirono tutti. Cavalieri, cavalli, armi, lance, e il popolo di Dio passò all'asciutto per fede. Alleluia, vedete quanta bella storia. 400 anni di schiavitù, 80 anni poi dalla nascita di Mosè fino alla liberazione, ma la storia non era ancora conclusa. Si dovevano ancora mettere in cammino. Alleluia, non siamo ancora arrivati. Il nostro traguardo è il cielo, ma stiamo camminando per fede. Amen. In questo tempo la fede non deve venire meno nella tua vita e nella mia vita. Anche se sembra che tutto vada a rotoli, non ci sia più speranza né certezza, io so in chi ho creduto. Io so che Dio mi aiuterà. Questo devi ripeterti. Non lasciarti condizionare dai pensieri negativi che il nemico mette nella tua mente. Lui mette questi pensieri, sì, perché noi gli lasciamo una porticina aperta e lui infila tanti pensieri, non pensieri buoni, pensieri sempre negativi, ma nel nostro cuore c'è la fede. Amen? E per fede noi vogliamo dire: il Signore mi aiuterà, il Signore provvederà. Io continuerò a servire il Signore per fede. Non so come, non so perché, non so spiegare le cose, ma so che il Signore mi darà la sua mano. Io voglio afferrare la mano di Dio. Amen. Alleluia, gloria al Signore, possiamo dire amen. Amen. Grazie Signore per la fede. Per fede noi vinciamo, amen. Amen. Per fede la vittoria è nostra, nel nome di Gesù. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.